A4 a Trieste si schianta contro una vettura che prende fuoco, muore una 56enne che abitava a San Biagio nella Marca, l'uomo ha tentato di fuggire a piedi. Tragedia in A28, è arrivato in nulla osta la cerimonia funebre unica la prossima settimana, domani sera la fiaccolata per chiedere giustizia. Il papà di Sara: mi sarei già ammazzato ma vado avanti solo per le mie nipotine. Dopo la condanna di ieri a 4 anni per Vincenzo Consoli, il 12 febbraio l'udienza preliminare dell'altro processo per associazione a delinquere per truffa. Il comune di Montebelluna sta pensando di costituirsi tra le parti civili. Pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con l'allentamento delle quarantene a scuola, sinergia tra SISP e presidi, le ULSS pronti a partire. Una delegazione di sindaci veneti stamani a Roma per incontrare il Papa assieme ai primi cittadini di tutta Italia. A guidare il gruppo il presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Mi candido a sindaco per amore di Padova, le parole di Francesco Peghin oggi è la sua prima conferenza stampa da candidato, svolta online dopo aver scoperto di essere positivo al Covid. Presentata ufficialmente l'edizione 2022 del Carnevale di Venezia dal 12 febbraio al 1 marzo, si chiamerà Remember the Future, niente eventi in piazza San Marco, spettacoli diffusi nei campi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale del nostro telegiornale. Apriamo con l'ennesima tragedia sulle strade. Un automobilista percorre questa mattina un tratto di autostrada A4 tra Monfalcone e verso Trieste, lo percorre contromano e centra in pieno un'auto. Muore sul colpo una 56enne residente nel Trevigiano. L'uomo dopo lo schianto ha tentato di fuggire a piedi ma è stato bloccato. Violentissimo scontro tra due auto alle 9 di stamattina allo svincolo autostradale tra Monfalcone Est e Duino, direzione Trieste. Una donna è morta carbonizzata dopo che la sua auto ha preso fuoco. Si tratta di una 56enne, Parashiva Utu, di origine romena e residente a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Stando a quanto si apprende, l'uomo, 49 anni, sloveno di Capodistria, Ales Gomoli, con la propria auto ha percorso la carreggiata est in direzione Trieste in contromano. L'auto viaggiava ad alta velocità e il conducente ha finito la sua folle corsa impattando violentemente contro il veicolo della 56enne che procedeva nella corsia di sorpasso nella giusta direzione. Lo scontro non ha lasciato scampo alla malcapitata che ha subito il violento frontale. La sua auto ha immediatamente preso fuoco e la donna è morta carbonizzata. L'altro conducente, stando alle informazioni raccolte, avrebbe imboccato la strada nel senso di marcia opposto a Fernetti, guidando contromano fino allo scontro. Dopo l'impatto l'uomo è sceso dall'auto dandosi alla fuga a piedi in uno stato confusionale. La sua fuga però ha avuto vita breve. Il responsabile dell'incidente è stato intercettato dalla polizia stradale e portato a Cattinara sotto shock. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, l'aereo soccorso, il 118, il personale di Autovie Venete e la polizia stradale. Alle 9:45 è stato chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Duino e lo svincolo di Monfalcone. È stato chiuso anche il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia per consentire l'arrivo dei soccorsi. Le code si sono formate tra la barriera dell'Iser e di Puglia per chi viene da Venezia e il traffico è stato indirizzato dopo il casello autostradale dell'Isert verso la strada statale 14. Pesanti disagi al traffico con la statale occupata da colonne d'auto a Passo d'Uomo fino al ritorno in strada costiera per andare a Trieste. E adesso la tragedia in A28 è arrivato in nulla osta per i funerali delle due giovani vittime. Non siamo riusciti a donare gli organi, avrei voluto vedere di nuovo gli occhi di mia figlia, dice Luca Rizzotto, papà di Sara, mentre Conegliano si prepara per la fiaccolata di domani sera alle 18. Ad incontrare i familiari delle due giovani cugine, Romina Ceccato, mamma di uno dei 4 angeli di Jesolo. Abbiamo bisogno di tanto aiuto, di supporto della gente perché qua se no ci ammazziamo tutti. Io mi sarei già ammazzato e che voglio andare avanti solo per le bambine, per le figlie di mia figlia. E allora lei ci dice adesso stanno un po' meglio? Sì, stanno meglio perché è la mamma che li aiuta del cielo. Non si dà pace Luca Rizzotto, papà di Sara e zio di Jessica. L'unico conforto arriva dall'ospedale dove si trovano le sue 2 nipoti, rimaste coinvolte nel tragico incidente della 28 domenica scorsa. È soprattutto per loro che continua a lottare mentre si sta organizzando il funerale delle 2 ragazze che si terrà in forma congiunta. Sarà la prossima settimana perché hanno dato il nulla osta. E quindi almeno un po' di sollievo anche per loro perché sono rimaste anche là troppi giorni per niente. E in più mia nipote voleva donare anche gli organi e anche mia figlia, avevo deciso io per lei, però
per via di questa cosa che sono state là ferme tanto tempo non è più possibile farlo, quindi un'altra botta ulteriore, perché almeno mi sarebbe piaciuto vedere gli occhi di mia figlia o qualcosa, o di mia nipote su qualche altra persona, aiutarli a farli rivivere. Purtroppo neanche quello. Una beffa, l'ennesima dopo la pronuncia del GIP di Pordenone che ha disposto gli arresti domiciliari per il pirata della strada che le ha travolte e al momento della cattura risultato positivo l'alcol test. Una decisione che ha scosso non solo le famiglie ma l'intera comunità che si prepara a una grande fiaccolata. Vogliamo essere nel luogo simbolo della città, per cui ringrazio le ragazze e le amiche di Jessica e Sara che hanno proposto di fare questa fiaccolata proprio per sensibilizzare in questa direzione. Faremo il breve tragitto di via 20 settembre fino alla piazza principale che è piazza Cima, e lì ci sarà il corteo silenzioso perché penso che oggi sia il momento del cordoglio. Poi ci sarà anche un momento per ricordare e faremo qualcosa per ricordare in maniera viva le ragazze. Potrebbe essere una borsa di studio per i ragazzi che lo meritano, ma dobbiamo mantenere vivo il ricordo. Io spero che tanta gente venga per solidarietà, ma lo so che ci sarà tanta gente perché c'ho tutti che volevano bene sia a mia figlia e a mia nipote e anche a me e alla mia famiglia. A incontrare i genitori di Jessica e il papà di Sara anche Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 angeli rimasti uccisi nel luglio 2019 sulle strade di Jesolo, sempre a causa di un pirata della strada, e oggi presidente di Alba, associazione che si occupa di sicurezza stradale. Io sono qua appunto per dimostrare la mia solidarietà, ma per fare in modo di combattere, di unire ancora di più le forze perché la giustizia sia messa in pratica, ma quella giusta, non quella sbagliata. Noi rimaniamo sempre vittime, sempre vittime. I nostri figli sono dentro al freddo e gli altri? Gli altri a casa. A casa. A casa non va bene così. Non c'è giustizia qui. Il caso Veneto Banca, dopo la sentenza in primo grado che ieri ha condannato a 4 anni Vincenzo Consoli per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, sabato prossimo in tribunale a Treviso si terrà l'udienza preliminare del processo per truffa che vede anche altri imputati, oltre all'ex amministratore delegato. Tra le parti civili potrebbe esserci anche il comune di Montebelluna. Come comune vi costituirete parte civile? Stiamo valutando con gli uffici competenti se è il caso di intraprendere questa azione legale. Potrebbe aggiungersi anche il comune di Montebelluna alla lista di parti civili già iscritte per il secondo processo a Vincenzo Consoli per il fallimento di Veneto Banca. L'udienza preliminare è fissata per sabato prossimo 12 febbraio e l'accusa all'ex amministratore delegato è estesa anche ad altri alti vertici della banca di Montebelluna. L'imputazione di associazione a delinquere finalizzata alla truffa per un caso che sotto alla Loggia dei Grani vede coinvolte come parti lese almeno la metà delle famiglie montelliane. C'è ancora gente in sofferenza per aver perso i soldi di Veneto Banca? Dopo questo problema di Veneto Banca è arrivato il Covid, per cui le famiglie erano già in sofferenza, o meglio, alcune famiglie erano già in sofferenza, se ne sono aggiunte delle altre. Questi due problemi hanno, come dire, scoperchiato delle difficoltà. Noi come comune siamo stati presenti, abbiamo investito più o meno 1 milione di euro per venire incontro a queste famiglie e sostenere queste famiglie. Certo è che quello purtroppo che hanno perso, i risarcimenti sono stati veramente fino ad oggi miseri. Una ferita aperta il 23 giugno del 2017 con il fallimento di Veneto Banca e la cessione a Banca Intesa e che nonostante gli anni è una ferita che non accenna a rimarginarsi. Purtroppo questa ferita non si rimarginerà mai, però siamo un popolo che comunque va avanti, si rimbocca le maniche, cerca di superare gli ostacoli, però è bene per tutti ricordare quello che abbiamo subito perché non accada in futuro. Da domani, voltiamo pagina, andiamo alla situazione Covid, da lunedì anzi saranno in vigore le nuove regole per le quarantene in caso di positività negli istituti scolastici. Il SISP è pronto, sicuramente le indicazioni alle scuole saranno date, per cui lunedì si può partire. Questa è una cosa positiva perché dà la possibilità di evitare di fare tamponi quando effettivamente non servono più, di mantenere i ragazzi in classe. Lunedì dunque tutto pronto per l'entrata in vigore delle nuove regole in caso di quarantena a scuola. Ieri sera alle 23 infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che rivede le misure soprattutto per le scuole
scuole primarie. Fino a 4 positivi tutti gli altri bambini potranno rientrare in aula con mascherina FFP2 per 10 giorni. Con più di 5 positivi tornano in classe solo gli studenti vaccinati o guariti da meno di 4 mesi. Per gli altri quarantena e tampone dopo il 5° giorno. Nella notte l'ULSS ha avuto un colloquio con la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Barbara Sardella per essere pronti sin da lunedì con la ripresa delle lezioni. Intanto la Marca Trevigiana riflette quello che è l'andamento registrato nelle ultime settimane a livello regionale, ovvero una progressiva diminuzione della curva dell'epidemia da Covid. Anche noi abbiamo ormai una discesa di casi positivi, siamo a 1682 casi positivi su 100.000. Ricordo a tutti che nel periodo maggiore eravamo 3.760 su 100.000, quindi una discesa netta. Trend confermato anche nell'area dell'Asolano, una delle più interessate dai contagi. Restano invece alcune preoccupazioni per i casi tra i più piccoli. Sono 5 i bambini tra i 6 e i 12 anni attualmente ricoverati per Covid negli ospedali trevigiani. E a proposito di ricoveri, anche qui la situazione è in lento miglioramento, in area non critica, si è scesi sotto soglia 280 pazienti, una ventina invece i posti letto occupati in terapia intensiva. È un buon andamento che ci auguriamo continui ad essere così positivo, onde arrivare dopo il 15 febbraio a riaprire sostanzialmente le attività. La cronaca, attimi di tensione tra le mura di un'abitazione di Cittadella nel Padovano. Un ragazzo di 15 anni ha minacciato con un coltello il compagno della madre. Pronto l'intervento dei carabinieri. Un 15enne di Cittadella è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata. Il ragazzo, dopo una lite con la madre per futili motivi in tarda serata, ha minacciato con un coltello da cucina il compagno della donna che era intervenuto per difenderla. Provvidenziale l'intervento degli uomini del radiomobile. Coltello sequestrato e 15enne segnalato all'autorità giudiziaria per i minori. E restiamo a Padova con una violenta aggressione ai danni di un agente di polizia della questura durante un controllo del Green Pass all'ufficio immigrazione. Ennesimo atto violento contro uomini e donne in divisa, dicono i sindacati. Ci sentiamo costantemente sotto attacco perché il poliziotto è quella figura professionale che deve decidere in pochi minuti quello che un magistrato o un'altra figura professionale di solito impiega molto tempo per arrivare a una decisione e questo fa parte del nostro mestiere, lo accettiamo. Quello che non accettiamo è che siamo ormai un bersaglio pubblico. Questa la reazione del sindacato di polizia FSP dopo l'ennesima aggressione ai danni di un collega. I fatti: ieri è stata aggredita un agente dell'ufficio immigrazione che cercava di calmare un 25enne nigeriano dopo che l'uomo aveva dato in escandescenze perché il suo Green Pass non funzionava. La poliziotta si è dunque avvicinata a lui per aiutarlo, offrendosi di portare i documenti. Il 25enne, per tutta risposta, le ha tirato un pugno in faccia ferendola gravemente. Il nigeriano è stato processato per direttissima e condannato a 8 mesi di carcere. Sono già state, inoltre, avviate le procedure per la sua espulsione. Questo succede a Padova, ma si ripete continuamente in tutta Italia. È alto il senso di frustrazione che noi raccogliamo dai nostri colleghi, è alto sia il senso di frustrazione che il senso di abbandono da parte della classe politica e questo può essere sanato solamente con interventi seri, mirati, coincisi che danno la possibilità al poliziotto di munirsi anche di quegli strumenti tecnici. Pensiamo a tutto l'iter che ha portato per esempio all'introduzione del taser, che ancora è tutto fermo. Le richieste del sindacato sono chiare. Noi alla politica chiediamo un impegno finalmente serio su una riforma normativa dal punto di vista delle leggi, vogliamo la certezza delle pene. Le pene ci sono in questo paese, ma spesso non vengono ad essere applicate nella misura in cui chi si azzarda a offendere o oltraggiare e ledere quello che è un poliziotto debba pagare un prezzo giusto, così come previsto in uno Stato di diritto. C'è la pubblicità, pochissimi secondi e poi torniamo in diretta. Rieccoci in diretta, parliamo di un ristorante in Prato della Valle a Padova interamente illuminato dalle candele. È la protesta messa in piedi dai titolari del locale contro il caro bollette che dicono ci farà chiudere, c'è solidarietà da parte dei clienti.
Una fetta di luna, un locale illuminato solo da candele, ben una 60, non è San Valentino, non è Mi illumino di meno. Al ristorante Pizzeria Zairo in Prato della Valle i proprietari hanno protestato così contro il caro bollette, gas e luce, sensibilizzando la clientela e le istituzioni. Se stavolta hanno abbassato solo le luci, il rischio per la loro attività è di abbassare per sempre le serrande. Certo, se va avanti così abbasserò sì le serrande, se il governo non ci dà una mano, sono costretto a abbassare le serrande e aprire tempi migliori, che non si sa se torneranno tempi meglio di questi qua. Chi deve fare qualcosa per non farla chiudere? È il governo che deve darci una mano. Questa volta non ci hanno dato la cassa integrazione. Non ci hanno aiutato per questi rincari energetici, dove da prendere i soldi per pagarli? I prezzi non li aumenti perché già stiamo lavorando poco, se aumenti i prezzi automaticamente il lavoro diminuirà ancora, allora in questo momento qua lavoro solo con i soci, mi tiro la cinghia e non abbiamo dividendi, lavoriamo a gratis. I clienti hanno apprezzato la proposta, le prenotazioni per la cena a lume di candela sono state maggiori di quelle di altri venerdì sera. Che mi piace molto l'ambiente, così non me l'aspettavo e poi è una cosa molto giusta, hanno perfettamente ragione. Questa è la situazione che c'è in Italia. Non dico che dobbiamo adattarci, però va bene anche lottare. L'energia elettrica costa, noi dobbiamo importare la roba dall'estero quando ce l'abbiamo in casa. Gli avventori hanno dimostrato interesse e solidarietà per la proposta dello Zairo. Alcuni di loro sono abitué da 20 anni. Farei tutte le sere io così, anche a casa volendo. Chi dovrebbe aiutare? Qui il signor Filimbeni ci ha mostrato una bolletta triplicata. Sì. E lo Stato deve aiutarci, non può andare avanti così la faccenda. Sempre le cozze e vongole come antipasto da 25 anni. Una delegazione di sindaci veneti oggi a Roma per incontrare il Papa. A guidare la delegazione il presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Un'emozione grandissima che voglio condividere con tutta la mia comunità. Io mi sono raccomandato a Papa Francesco di ricordare la comunità trevigiana nelle sue preghiere, in generale tutti i cittadini del Veneto, quindi condivido con la mia comunità questo momento davvero bellissimo. L'emozione del sindaco di Treviso, prima volta vis-à-vis con un pontefice. In Vaticano a guidare come presidente ANCI la delegazione dei sindaci veneti con Francesco Rucco, Jacopo Massaro e Maria Rosa Pavanello, assieme ai primi cittadini di tutta Italia. Papa Francesco incontra i sindaci e li ringrazia. La vostra presenza è stata determinante per incoraggiare le persone a continuare a guardare avanti, ha sottolineato Francesco. Siete stati un punto di riferimento nel far rispettare normative a volte gravose ma necessarie per la salute dei cittadini. E non ha rinunciato all'ironia. Mi è piaciuto molto il suo paragone dicendo io prego per voi ma voi pregate per me, perché in fin dei conti sono anch'io sindaco della Chiesa e quindi sono anch'io chiamato a gestire le problematiche che ogni giorno voi vivete nelle vostre comunità. Tra le parole chiave del pontefice e sindaci, poveri e periferie da tenere sempre come obiettivo per non lasciare nessuno indietro, ma non solo. È stato davvero un momento bello, anche quel richiamo alla pace sociale, invitando tutti ad affrontare i momenti, soprattutto quelli più difficili, all'insegna della solidarietà e della fratellanza. E credo che siano parole davvero importanti che ci hanno toccato nei cuori e soprattutto hanno gratificato i sindaci per il grande impegno che ogni giorno riversano nei loro territori. Quella pace sociale rotta dall'odio di questi mesi, una ferita da ricucire in fretta. Da par suo, il sindaco di Treviso ha chiesto al Papa un pensiero speciale per la Marca. Io mi sono raccomandato a Papa Francesco di ricordare la comunità trevigiana nelle sue preghiere, in generale tutti i cittadini del Veneto che sono reduci da un periodo davvero complicato. La politica e la corsa alle amministrative di Padova, mi candido a sindaco per amore della città, le parole del candidato Francesco Peghin nella sua prima conferenza stampa svolta online dopo aver scoperto la positività al Covid. Presento con il mio bagaglio non solo di imprenditore ma di persona che ha operato nella rappresentanza e nel sociale per molti anni, ma in un progetto civico. Alcuni partiti hanno già espresso un favore al mio progetto, al mio essermi messo a disposizione in questo senso, altri
altri no. Francesco Peghin per ora resta un candidato a sindaco civico. L'imprenditore non rivela ancora quali partiti del centro-destra lo sosterranno nella corsa alla carica di primo cittadino di Padova. Positivo al tampone al mattino presto, la sua prima conferenza stampa da candidato diventa una videoconferenza. Perché si candida? Il motivo è solo uno, la passione per la mia città, la passione a cui dedico molto tempo al di là della mia attività professionale da più di 20 anni, sempre per volontariato e sempre con un impegno proprio libero in favore della città. Citando Sanremo, mi vengono i brividi, dice, a pensare a quello che bisogna fare per Padova. Mi sono stati segnalati molti problemi: sicurezza, viabilità, turismo, impiego dei fondi PNRR del governo. Il sindaco Giordani, dice Peghin, spesso sembra distante e si gira dall'altra parte. Serve cambiare e serve cambiare adesso, perché questa amministrazione, a mio modo di vedere, non è in grado di gestire i fondi che arriveranno con il PNR per riqualificare Padova nella sostenibilità. La viabilità, che è critica in tutti i punti di ingresso alla città. Ponte di Godarzere stanga su tutti, per non parlare di Corso Milano, attacca Peghin, e del cavalcavia Borgomagno, su cui si sono raccontate, dice, bugie e barzellette. E sull'inquinamento, la componente ambientalista della maggioranza si è dimostrata incapace di affrontare il problema. Dopo la sospensione del 2020 e la cancellazione del 2021 torna il Carnevale di Venezia. Questa mattina la presentazione ufficiale. La chiusura e l'interdizione di tutte le manifestazioni che prevedono aggregazioni di persone, che si vanno da quelle grandi manifestazioni che sono il Carnevale in giù. L'annullamento del Carnevale era stata la prima conseguenza dell'irruzione del ciclone coronavirus a Venezia. A manifestazioni in corso, l'annuncio della sospensione dei festeggiamenti il 23 febbraio 2020 aveva rappresentato uno shock in giorni in cui il significato della parola lockdown era ancora sconosciuto ai più. Dopo aver rinunciato a qualsiasi iniziativa nel 2021, il Carnevale di Venezia riparte sabato 12 febbraio fino a martedì 1 marzo con un programma diffuso composto da iniziative dislocate in diversi luoghi della città, dal titolo ispirato ad una citazione di Salvador Dalì, Remember the Future. Ho pensato, che cosa c'è di più surreale e carnevalesco di Remember the Future? Ricorda il futuro, quello che questa città ci dà la possibilità di avere, l'immaginazione e la creatività per affrontare questa città e lo spunto che lei ci regala ogni volta che la viviamo. La programmazione diffusa prevede spettacoli stanziali di musica, circoteatro, burattini, acrobatiche e clownerie. L'Arsenale, ad esempio, sarà un teatro a cielo aperto per celebrare il Carnevale di Venezia 2022 con uno spettacolo sull'acqua. Abbiamo accettato la sfida e ci siamo orientati sempre su eventi da svolgere in terraferma a Venezia e nelle isole che rispettino quelli che sono i limiti imposti dalla legislazione anti-Covid. Non ci saranno i carri, non ci saranno grandi feste di piazza con assembramenti, ma comunque spettacoli, animazione diffusa, possibilità di appunto avere anche partecipare a delle feste organizzate nel rispetto di ogni requisito sanitario, il tutto per dare comunque un messaggio forte al pubblico internazionale e ai nostri cittadini. In Piazza San Marco è prevista un'installazione scenografica senza attività di spettacolo, una passerella per sfilare in costume e partecipare al concorso della maschera più bella o semplicemente farsi fotografare. Ci sarà anche il tradizionale concorso delle Marie, ma senza corteo. Ancora per quest'anno niente festa veneziana nel Rio di Cannareggio, volo dell'Angelo, corteo acqueo in Canal Grande o sfilate di carri allegorici nelle varie località del comune. Siamo in chiusura, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Benvenuti al Meteo. Contenuto indebolimento dell'anticiclone nel weekend e transito di un debole fronte su parte d'Italia. Il nostro territorio resterà ai margini e il tempo si manterrà stabile, ma vediamo la situazione.
Sul Veneto, nel dettaglio, la giornata di domenica 6 febbraio si caratterizzerà per un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, qualche nube bassa in pianura e probabili foschie ampie e schiarite durante le ore centrali. Occasionale nevischio sulle Dolomiti settentrionali a partire dal tardo pomeriggio. Temperature stazionarie saranno piuttosto miti, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime comprese invece tra i 7 e gli 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà anche qui soleggiato, con qualche addensamento sempre nel tardo pomeriggio e isolati piovaschi di sera. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove ci attende una splendida giornata di sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime sui 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.